Seconda unità, formazione avanzata, storia linguistica della Sardegna. La diapositiva mostra nell'ordine i formatori coinvolti nella formazione avanzata: Mauro Magia, Alain Di Meglio, Jean-Marie Comitti, Maurizio Virdis, Michele Loporcaro. Per una questione di spazio e di tempo, rispetto alla complessiva formazione avanzata erogata dall'Istituto Comprensivo di Perfugas, si espone soltanto una sintesi relativa al corso di storia della lingua sarda tenuto da Mauro Magia. In questa diapositiva sono mostrate due immagini della situazione geolinguistica odierna della Sardegna, senza tener conto del fatto che l'italiano è diffuso uniformemente nell'intera superficie dell'isola. La carta a sinistra tende a distinguere le principali varietà del sardo, mentre quella a destra considera il dominio sardofono in modo unitario. Quest'altra diapositiva mostra la situazione linguistica della Sardegna in due distinti momenti storici. A sinistra si propone un momento in cui nell'intera isola era ancora parlato il paleosardo, sia la lingua o il sistema linguistico che vigeva prima che Cartagine conquistasse una larga parte del territorio. Nella carta sono indicate le popolazioni autoctone e i principali insediamenti costieri che rappresentavano dei punti commerciali di scambio tra i sardi e gli altri popoli del Mediterraneo. La seconda immagine mostra l'isola al termine della conquista romana, con la sopravvivenza nella zona centro-orientale di una popolazione che conservò un livello di autonomia non ancora chiarito agli studiosi. Questa diapositiva mostra una carta geolinguistica nella quale sono indicati numerosi siti e insediamenti religiosi i cui culti si devono alla penetrazione culturale di Bisanzio. In questa diapositiva appare la Sardegna all'inizio del 1000, quando sul piano politico era divisa in 4 regni indipendenti: Arborea, Calari, Gallura e Logudoro o Turre. Situazione che si protrasse fino a poco dopo la metà del 1200, quando soltanto il regno o giudicato di Arborea restò indipendente, mentre gli altri caddero sotto il dominio delle repubbliche di Pisa e Genova. La diapositiva mostra il succedersi delle lingue che ebbero influssi sul sardo dopo la sua formazione avvenuta durante la dominazione romana. Nell'immagine sono indicati i principali documenti emanati durante l'età giudicale, ossia gli atti emanati dalle cancellerie dei regni giudicali, gli atti di soggetti privati spesso relativi a transazioni di beni immobili, gli atti di monasteri, detti condages, che consistevano nella raccolta dei negozi giuridici che attestavano la legittimità dei loro possedimenti. Nella figura a fianco è riprodotta la copertina della prima edizione del Condaghe di San Pietro di Silchi a cura di Giuliano Bonazzi, che inaugura le edizioni degli altri condaghi. Lo stesso Condaghe ebbe altre edizioni a cura di Ignazio De Logu e di Alessandro Soddu con Giovanni Strinna. In quest'altra immagine è riprodotta la copertina di un'edizione del Condaghe di San Nicola di Trullas a cura di Raimondo Cartaraspi. Sempre a Raimondo Cartaraspi, per la Fondazione Il Nuraghe, si deve un'edizione del Condaghe di Santa Maria di Bonarcado, uscita nello stesso anno a Cagliari. Contemporaneamente, i 2 condaghi di Trullas e Bonarcado furono editi in un unico volume a cura dello storico Enrico Besta. Nell'immagine a fianco il Condaghe di San Michele di Salvenor, che occupa un posto speciale tra gli altri condaghi. Infatti il testo rappresenta una traduzione in spagnolo dell'originario testo sardo avvenuta alla fine del 1500. Per le sue particolarità, compreso il ritrovamento di alcune carte scritte in sardo, questo Condaghe ha avuto ben 4 edizioni a cura di Raffaele Di Tucci, Virgilio Tetti, Paolo Maninchedda con Antonello Murtas e Mauro Magia.
Nella figura è raffigurato uno schema sulla situazione linguistica durante l'età giudicale. Il sardo era parlato da tutti e quattro i regni con variazioni di non grande rilievo, salvo che per alcuni fatti che distanziavano non di molto i due regni settentrionali, Logudoro e Gallura, da quello meridionale, Calari, col regno centrale, Arborea, che aveva una varietà intermedia. Accanto al sardo, specialmente in alcuni centri più importanti sul piano commerciale, erano parlati anche il toscano, il genovese, il corso e il catalano. Nelle due cartine raffigurate in questa diapositiva è riprodotta la situazione politica venuta a determinarsi dopo la caduta dei regni di Calari, Gallura e Logudoro. Sul piano storico-linguistico questa nuova situazione ebbe delle notevoli conseguenze, diffondendo l'uso e l'influsso del toscano sia nel meridione che in Gallura e quello del Ligure nell'area di Sassari e nei territori venuti in possesso dei genovesi Doria. In questa diapositiva è riprodotto un capitolo degli Statuti medievali di Sassari, documento che regolava il diritto civile e penale di uno dei pochi comuni sardi costituitisi all'indomani del crollo dei regni di Calari, Gallura e Logudoro. Analoghi statuti e regolamenti ebbero le città di Bosa, Cagliari, Castelsardo, Iglesias e Orosei. Uno dei documenti in assoluto più importanti della storia della lingua sarda è la Carta dei Logu di Arborea, che inizialmente era la costituzione del solo regno d'Arborea, ma che già a cavallo del 1300 e 1400 divenne la Carta costituzionale del Regno di Sardegna. Alla caduta del Regno d'Arborea, l'amministrazione catalano-aragonese nel 1421 decise di adottare questo testo come Carta costituzionale del Regno di Sardegna. La Carta dei Logu si compone di 198 articoli in materia civile e penale. Essa ebbe non meno di 9 edizioni e restò in vigore per oltre 4 secoli, cioè fino al 1827, quando fu sostituita dal Codice Feliciano. 3 documenti scritti in sardo nel tardo Medioevo occupa un posto di riguardo il registro di San Pietro di Sorres, una raccolta di atti che caratterizzavano la vita di un'istituzione ecclesiale, l'antica diocesi di Sorra o Sorres, che aveva il suo fulcro nella cattedrale di San Pietro di Sorres. Questa fonte, molto importante per lo studio del sardo, ha avuto una prima edizione da parte di Antonio Sanna e una più recente e approfondita da parte di Raimondo Turtas con Sara Piras e Gisa Dessì. Il sardo continuò a essere usato sia nella sfera civile che in quella ecclesiastica. Un documento particolare è il cosiddetto Condaghe di Luogo Santo, che in realtà è una lettera di indulgenza che Ludovico Gonzales, vescovo di Ampurias e Civita, rivolge ai fedeli che avessero voluto recarsi in pellegrinaggio al santuario di Luogo Santo. Tra le fonti denominate col nome di Condaghe, dalla fine del 400 si denominarono 2 tipi di documento. Da un lato, questo termine continuò a configurarsi come una raccolta di atti relativi ai beni di determinate istituzioni ecclesiastiche. Dall'altro cominciò a identificarsi con antiche tradizioni relative alla fondazione di importanti strutture ecclesiali nei siti in cui furono martirizzati i rispettivi santi titolari. Una di queste fonti, dette anche pseudocondaghi, è il Condaghe di San Gavino Proto e Januario, oggi più noto come Condaghe di San Gavino di Torres, che vediamo nelle immagini a destra. Tra gli altri tipi di condaghi che continuarono la tradizione medievale di raccogliere dati relativi alla proprietà e all'amministrazione dei beni immobili delle rispettive chiese, si ricorda il condaghe di Santa Chiara di Oristano, di cui la diapositiva riproduce una carta. Allo stesso genere di fonti appartiene il Condagica Brevadu, anch'esso registro proveniente da Oristano che risale al 1533 e del quale si hanno una prima edizione curata da Maria Teresa Azzori e una più recente curata da Patrizia Serra nel 2006.
Questa fonte è nota anche col nome di Brogliaccio del convento di San Martino di Oristano. Tra gli usi del sardo sono da ricordare alcuni testi epigrafi come per esempio l'epigrafe funeraria di Filippo Mameli, canonico d'Arborea e importante figura dei suoi tempi, il quale fu sepolto in una cappella della parte più antica del Duomo di Oristano. Interessante anche l'epigrafe di San Gavino Martire a San Gavino Monreale, che risale al 1388 e ricorda la consacrazione della chiesa da parte del vescovo di Terralba, Francesco Vasanellu, con la dedicazione dell'altare maggiore a Santa Maria con i santi Gavino, Proto e Gianuario e degli altari laterali a San Michele e a Sant'Agostino. Le antiche tradizioni relative al radicamento del cristianesimo in Sardegna, forse già conservate in scritti andati perduti, sono alla base della letteratura in lingua sarda. L'opera che gli studiosi considerano come la pietra di fondazione è il poema che rievoca la vita e la passione dei santi martiri turritani Gavino, Proto e Gianuario, il quale fu composto tra il 1476 e il 1478 da Antonio Cano. Tra i testi scritti in sardo sono conosciuti alcuni atti sinodali, tra i quali quelli di Bisarcio, Ottana e Sassari. In sardo erano compilati anche i verbali delle visite episcopali nei villaggi delle diocesi. Nella figura vediamo la pagina iniziale del verbale delle cresime amministrate nella parrocchia sassarese di Sant'Apollinare nel 1555. Questi documenti rivestono una grande importanza anche dal punto di vista della documentazione relativa all'antroponimia, in quanto attestano migliaia di cognomi vigenti nel periodo in cui furono compilati. Le curie vescovili disponevano di segreterie in grado di scrivere documenti in più lingue, latino, catalano, spagnolo, sardo, italiano, a seconda dei destinatari cui erano rivolti. Come mostra il documento di questa diapositiva, le lettere destinate ai villaggi erano scritte quasi sempre in sardo per facilitarne la comprensione da parte della popolazione che non conosceva altre lingue al di fuori di quella naturale. Tra le scritture prodotte nelle parrocchie ve n'erano di poco note, come per esempio la presenza di uno specifico registro nel quale si annotavano i nomi dei defunti forestieri. Questa diapositiva mostra appunto il Libru desor Furisteris chi si interran in Santu Donadu, un registro che risale al 1594, attualmente conservato nell'Archivio Storico Diocesano di Sassari. Il sardo era usato anche nei brogliacci o libri di contabilità delle parrocchie, come mostra questo documento proveniente da Samugheo e relativo al 1618-1620. Questo documento riveste particolare interesse perché, così come verbali delle visite episcopali, anche nell'arcidiocesi di Oristano i documenti erano scritti in sardo logudorese, che sembra avesse la funzione di lingua ufficiale anche al di fuori del logudoro propriamente detto. Bisogna considerare tuttavia che l'uso di questa varietà fosse dovuto al fatto che l'arcivescovo del momento era il sassarese Antonio Canopolo e che il logudorese fosse la varietà da egli usata. Sul piano letterario, invece, riveste una particolare importanza la figura del sassarese Gerolamo Araolla, uomo di grande cultura laureatosi a Pisa. Nel 1582 pubblicò il suo poema Sa vida su martirio et morte de sos gloriosos martirer Gavino, Brottu e Gianuario, opera di circa 2000 versi che ebbe larga circolazione in Sardegna. Nel 1597 pubblicò l'opera Rimar diversasi spirituales, con la quale si propose il compito di magnificare e arricchire sa limba nostra sarda, scrivendo quello che è considerato il manifesto della letteratura sarda. Quasi contemporaneamente all'Araolla ci fu il parroco orgolese Ioan Matteo Garippa, che nel 1627 pubblicò un leggendario de Santas Virgines et Martires de Jesu Christu vogadas de Italiano in Sardu.
Di particolare interesse è l'opinione espressa secondo cui «Tota sa nazione si scriene e stampa libros in sas propria limba naturale si soro, disijande e duncaseo ponner in plata si scriere in sardu pro utile desos qui non sun platicos in atera limbas, presento a sos sardos compatriotar mios custu libru». Tra i diversi impieghi della lingua scritta continua la tradizione del sardo epigrafico. In questa immagine è riprodotto il portale della chiesa di Nostra Signora di Todoracche, ai cui lati si leggono le seguenti due iscrizioni rispettivamente: a sinistra, a die 7 de triulas 1652 este bistade intradas a peste in mores, e a destra, a 30 de ottobre 1652 e sensadas a peste in mores, posca in custa villa et casi accampadu tres masonadas, Saturnino Cugurra. Tra gli autori in lingua sarda è da ricordare Antoni Maria de Esterzili, già frate cappuccino a San Luri, che fu il primo commediografo che si servì del sardo nel contesto del suo libro De Comedias. Questo volume rappresenta la prima testimonianza del campidanese letterario, anche se in 2 delle 5 commedie sono presenti intere parti in logudorese, mentre i titoli e talune parti sono in spagnolo e latino. Nello stesso periodo fu attivo l'assai colto e plurilingue Giovanni de Logu Ibba, parroco di Villanova Monteleone, al quale si deve un Index Libri Vitae che contiene anche il testo in sardo della sacra rappresentazione Tragedie in su sclavamentu de su Sacrosantu Corpus de Nostru Signore Gesù Cristu, pubblicata nel 1736, oltre a 57 gozos dedicati ad altrettanti santi e sante. Tra le fonti più rilevanti, non solo sul piano quantitativo, sono i quinquelibri, ossia i registri parrocchiali resi obbligatori dal Concilio di Trento. Una parte considerevole di questi registri, specialmente quelli relativi alla Sardegna centro-settentrionale, durante il 1600 e parte del 1700, fu compilata in sardo. Si tratta di svariate migliaia di documenti relativi ai battesimi, cresime, matrimoni, decessi e stato delle anime, ai quali in parecchi casi si aggiungono i testamenti attraverso i quali i fedeli lasciavano dei beni immobili e altre sostanze alla Chiesa. Gli atti trascritti nei suddetti registri parrocchiali rispondevano a un rigido formulario stabilito nel Rituale Romanum, promulgato nel 1614 da Paolo V. In questa diapositiva vediamo gli elementi, cioè la struttura formale su cui si basavano gli atti di battesimi. In quest'altra diapositiva si osserva l'immagine di un atto di matrimonio celebrato a Sorso nel 1685 col relativo formulario. Negli atti di matrimonio l'ufficiante e il trascrittore dell'atto doveva indicare se tra gli sposi vi fossero o meno dei vincoli di parentela. In questo secondo caso doveva annotare l'avvenuta dispensa, senza la quale il matrimonio non poteva essere celebrato. In questa ulteriore immagine sono riprodotti gli atti di morte registrati a Perfugas nel 1689. Negli atti di morte il sacerdote doveva indicare anche il grado e il sito della sepoltura e, se conosciuta, anche la causa della morte. E dal 1625 anche l'elenco degli eventuali legati pii, ossia dei beni lasciati in eredità alla Chiesa. Fino al 1735 i notai del Capo di Sopra, ossia della Sardegna centro-settentrionale, specialmente nei villaggi, per la redazione dei rogiti usavano frequentemente il sardo. Gli atti erano compilati con una terminologia specifica e secondo un rigido formulario che riprendeva un manuale di cui tutti i notai dovevano essere in possesso. Tra i documenti scritti in sardo vi era anche la dottrina cristiana che veniva trascritta nella varietà linguistica più vicina ai fedeli ai quali era destinata. Nel caso rappresentato in questa diapositiva i testi risalgono al 1695 e provengono da Cagliari, per cui sono scritti in sardo campidanese.
L'importanza di questi testi consiste soprattutto nella testimonianza di un impiego del sardo che la Chiesa ha abbandonato ormai da almeno un secolo, ma che, volendo, si possono ripristinare essendo documentato fin da oltre 300 anni. Lo stesso discorso vale per il sassarese e per il gallurese. In questa diapositiva si osserva un raro documento in sardo logudorese relativo a una scomunica con anatema emanata dall'arcivescovo di Sassari nel 1707. Il sardo era usato anche sul piano fiscale ed economico, essendo la lingua parlata da quasi tutta la popolazione, per cui necessitava che le norme venissero conosciute e rispettate dalla più ampia platea di utenti. In questa immagine si vedono i capitoli che regolavano la dogana di Sassari, ossia i dazi che i venditori dovevano pagare al fisco della città per potervi vendere le loro merci. Questa diapositiva ci ricorda che intorno al primo quarto del 1700 alcune famiglie originarie del prospicente territorio di Bonifacio si stabilirono nell'isola della Maddalena, importandovi il dialetto parlato non nella ex colonia genovese ma nelle campagne circostanti, dove si parlava una varietà di corso fortemente influenzata dall'antico ligure parlato nella cittadina corsa fino al 1200. Quest'altra immagine ricorda due episodi di storia linguistica risalenti al 1700. Precisamente che nel 1738 una parte della popolazione originaria di Pegli, in Liguria, che dal 1500 risiedeva nella cittadina marinara di Tabarca, in Tunisia, si trasferì in Sardegna sull'isola di San Pietro, dove fondò l'insediamento di Carloforte che tuttora conserva la lingua delle origini. Nel 1770 anche un secondo gruppo di oriundi liguri si trasferisce dalla Tunisia in Sardegna, fondandovi il villaggio di Calasetta, dove da allora si parla un dialetto ligure come a Carloforte. Nel territorio assegnato a Calasetta si stabilì anche una colonia di piemontesi provenienti dal villaggio di Carignano, alla quale si deve l'impianto di vigneti cui ceppi si sono riprodotti fino a oggi, producendo il vino detto appunto Carignano. Tuttavia, la colonia piemontese non si adattò del tutto al nuovo sito e finì con l'essere assorbita dal preponderante gruppo ligure. Durante il 1700 si distinse il gesuita ozierese Matteo Madau, che nel 1787 pubblicò Le Armonie dei Sardi, una raccolta di componimenti poetici in sardo a carattere sia religioso che profano. A lui si deve anche l'opera Il ripulimento della lingua sarda lavorato sopra la sua antologia con le due matrici lingue, la greca e la latina, nel quale traccia il percorso ideale attraverso il quale il sardo dovrebbe diventare la lingua nazionale della Sardegna. Contrariamente alle aspirazioni del Madau, l'amministrazione savoiarda del Regno di Sardegna emanò delle disposizioni che obbligavano i pubblici ufficiali, gli avvocati e i notai a scrivere esclusivamente in italiano, come si evince dal testo riprodotto qui a fianco. In caso contrario, la stessa disposizione prevedeva che i professionisti in questione non potessero più esercitare il loro mestiere. Il pieno ripristino delle due università di Cagliari e Sassari, alle quali furono destinati dei docenti continentali, e la proibizione di altre lingue al di fuori dell'italiano per la redazione degli atti pubblici produsse il progressivo abbandono sia del catalano sia dello spagnolo. Lo spagnolo fu usato ancora dalla Chiesa fino alla seconda decade del 1800. In seguito gli atti furono scritti in latino. Il catalano si conservò ancora per qualche decina di anni nel quartiere di Castello a Cagliari, presso le antiche famiglie nobili di origine iberica. La sua ultima testimonianza è rappresentata da Alghero, dove una parte minoritaria della popolazione usa ancora un dialetto di origine catalana, sebbene influenzato dal sardo logudorese, dal sassarese e dall'italiano. Nel 1840 Giovanni Spano diede alle stampe una ortografia sarda nazionale, ossia grammatica desa limba sarda logudoresa comparada con s'italiana. Giovanni Spano, detto su canonigu, fu professore e rettore dell'Università di Cagliari, oltre che senatore del Regno d'Italia. Fu tra i più grandi studiosi sardi di archeologia, storia e storia dell'arte, glottologia ed etnologia della Sardegna. Al suo impegno si deve anche la Scuola Antropologica di Cagliari. Per i suoi studi sulla lingua sarda intrattenne abituali rapporti internazionali con vari studiosi europei. Dallo stesso Giovanni Spano si apprende che il cimitero di Ploaghe,
Benedetto nel 1797, fu il primo in Sardegna ad essere costruito separato dal corpo della chiesa. Il Camposanto vecchio si trova nella zona chiamata Cortile de Cheia, delimitato dall'Oratorio del Rosario e dalla chiesa di San Pietro. La sua struttura è simile a quella di una chiesa con ai fianchi 6 cappelloni coperti a volta, 3 per lato, e chiusa frontalmente dalla cappella del Crocifisso. Nel 1855, in seguito all'epidemia di colera, si propose l'ampliamento del Camposanto, ma si preferì costruirne uno nuovo. Il Camposanto vecchio, restaurato nel 1982 dalla Soprintendenza ai Beni Culturali, ha conservato intatte 29 lapidi scritte in sardo, logudorese e latineggiante e 9 in lingua italiana. Tra i rari documenti in prosa scritti in sardo, si segnala una densa e ricca cronaca, compilata probabilmente tra il 1869 e il 1874, nella quale sono riferiti parecchi fatti svoltisi a Berchida e dintorni tra la metà del 1700 e la metà del 1800. Il testo è anonimo, ma si deve con ogni probabilità a Santino Fresu Casu, zio del celebre sacerdote Pietro Casu, che se ne servì sul piano frasiologico in parecchi lemmi del suo vocabolario sardo logudorese italiano, stampato postumo nel 2003 a cura di Giulio Paulis. Tra gli ultimi documenti di provenienza ecclesiastica merita ricordare l'opera in 2 volumi Sasanta Missa, opera pubblicata nel 1895-96 dal sacerdote Antoni Manca per spiegare in sardo la messa in latino che la maggior parte dei fedeli non capiva. Sul piano istituzionale il sardo assume un forte valore storico. Nel 1844 col testo Simno Sardo Nazionale, composto da Vittorio Angius e musicato da Giovanni Gonella. Questo testo affiancò la marcia reale come inno ufficiale del Regno di Sardegna e fu usato ancora dopo la costituzione del Regno d'Italia fino al 1946. Fu eseguito ancora nel 2001 ai funerali dell'ultima regina d'Italia, Maria José di Savoia. L'inno della Brigata Sassari, più noto come Dimonios, è una marcia militare cantata in lingua sarda per la Brigata Sassari. Il testo è stato scritto e musicato nel 1994 dal capitano Luciano Secchi. Riguardo alla Brigata Sassari, anche il suo motto è in sardo, Sa vida prosa patria. Anche il logo che accompagna lo stemma ufficiale della regione autonoma della Sardegna reca la doppia scritta in italiano e in sardo. In questo modo si intende sottolineare il carattere identitario che entrambi i simboli costituiscono per quello che l'articolo 15 dello Statuto speciale definisce popolo sardo. Il Consiglio regionale della Sardegna, con la legge regionale 4/5/2018 numero 14, ha riconosciuto il componimento melodico tradizionale su patriotta sardo a Sorfeudatarios, composto nel 1795 dallo zierese Francesco Ignazio Mannu e noto anche come Procurare e Moderare, l'inno ufficiale della regione sarda. Tale riconoscimento viene inserito nella legge regionale con la quale è stata adottata la bandiera della regione. Questa diapositiva è una sintesi dell'uso scritto che la lingua sarda ha conosciuto durante l'intero secondo millennio e continua ad avere in diversi ambiti di impiego. La figura riprodotta a fianco riassume l'odierna situazione linguistica della Sardegna, riferita non soltanto al sardo e alle eteroglossie storiche dell'isola, ma allo stesso italiano e alle lingue straniere legate alla presenza di gruppi di immigrati per motivi di lavoro, specialmente rumeno e arabo.